Verde Nord-Est oggi vi porta a Montebelluna per la cerimonia di consegna dell'Oscar Green, 19ª edizione di questo premio organizzato da Coldiretti Veneto. Ascoltiamo le parole del presidente regionale Salvan. È un importante appuntamento, non soltanto una premiazione, ma è far capire alla comunità, alla collettività e a tutta la nostra regione che c'è un mondo agricolo effervescente che è il mondo agricolo. Giovani innovatori che si mettono in gioco, che si mettono in discussione, che innovano, ma che soprattutto danno all'agricoltura una visione del futuro sempre più veloce, sempre più incisiva, anche sotto un profilo ambientale, sociale, ma soprattutto per dare redditività. È un settore assolutamente vivace che va supportato anche in quel famoso passaggio generazionale che sta diventando sempre più difficile, ma che per noi è necessario per dare continuità ad un settore economico strategico per la nostra regione. È un futuro da affrontare insieme, credo che l'istituzione regionale debba essere al loro fianco e soprattutto debba continuare a valorizzare queste storie, che sono storie straordinarie di sostenibilità, di innovazione e di impresa, e in un mondo come questo riuscire a valorizzare queste storie è qualcosa di assolutamente fondamentale. L'ho detto anche in questa sede, valorizzare chi tutti i giorni apre una propria realtà imprenditoriale, chi tutti i giorni rischia, chi tutti i giorni riesce ad innovare, è qualcosa che fa parte dello sviluppo economico di questo territorio. Dobbiamo uscire da un modello della laurea a tutti i costi, dobbiamo valorizzare anche e soprattutto un mondo del lavoro, di chi sceglie di entrare nel mondo del lavoro durante o subito dopo il proprio percorso scolastico delle scuole superiori e possa farlo nel migliore dei modi. Io ho vicino a me un'associazione di ragazzi disabili, proprio a 2 chilometri dall'azienda, e ho unito il mio prodotto chilometro zero, quindi il miele, le marmellate, i biscotti, alla sostenibilità e al lavoro sociale chilometri zero, e quindi insieme realizziamo le bomboniere sostenibili e con degli ottimi prodotti di qualità. Oggi ho presentato qua per Coldiretti un progetto che appunto mi aiuta, a gestire meglio i miei apiari, e quindi è un progetto, praticamente è un'innovazione tecnologica, ma molto semplice. È una bilancia che appunto messa sotto le arnie pesa il peso dell'arnia, e inoltre ha un sensore interno che mi manda dei dati direttamente sul telefono. Questa bilancia ce l'ho distribuita una per ogni apiario che ho praticamente, quindi mi manda i dati tutti i giorni, mattina e sera, sullo stato di salute o come stanno le api, e quindi io so da casa o comunque guardando semplicemente il telefono come devo intervenire in apiario, se devo raccogliere il miele, se devo fare una nutrizione di soccorso, la temperatura, come sta la famiglia, se è sciamata oppure no. E quindi mi evita un sacco di spostamenti, mi evita lavoro per niente. Magari arrivo in apiario e so già quasi cosa devo fare. Questo è un luogo che respira innovazione, e l'innovazione vuol dire reinventare i luoghi. Partendo da un capannone abbandonato, come spesso succede, un campo incolto, si possono ottenere un sacco di cose nuove. E noi qui vogliamo fare proprio questo, lo facciamo da tempo, lo facciamo combinando digitale, saper fare, e creando nuovi modelli di impresa che sono quelli che ci creano la difesa verso il futuro.